Ma nella realtà è una continuità, quindi non abbiamo nemmeno dovuto pensare a riprenderle. È un format che ha riscosso un grosso successo non solamente dal punto di vista delle presenze, ma da questo connubio importantissimo che si è creato tra cultura, gestione forestale, biodiversità, presenza del pubblico all'interno delle aree naturali e quindi vivere l'area naturale, iniziando ad assumere proprio quegli atteggiamenti culturalmente impostati che sono di una visione reale di come sono queste aree e di quelle che sono le attività necessarie per poterle mantenere. Dall'altro lato siamo all'interno della più bella scenografia che il maggior scenografo esistente poteva creare, quindi la natura, quindi penso che tutti saranno ben propensi ad ascoltare anche i messaggi che cercheremo di dare rispetto a quella che tutti chiamano come la sostenibilità e poi bisogna tradurla nei fatti e sono messaggi importanti e credo determinanti. Per il resto è un buon divertimento ma una buona fruizione a tutti, sia della parte degli eventi sia di un territorio magnifico come quello dei nostri parchi. Assessore, abbiamo sentito prima il suo collega, dalla natura alla cultura alla natura, no? Certo, c'è una sinergia tra dei luoghi straordinari che sono i parchi di cui dispone questa nostra regione Friuli Venezia Giulia e le attività culturali. Direi quasi un viaggio nel tempo ai primordi, quando il rapporto tra l'uomo e le forme di cultura era caratterizzato fortemente dagli elementi naturali, e così sarà anche in questi eventi, dove lo spettatore potrà accomodarsi non su spalti artificiali ma sugli elementi naturali che questi parchi offrono per vivere immersi nella natura davvero degli eventi culturali di livello.